Caffè, caffè. Elena Pavana arriva all'anagrafe con passo deciso e la voglia di prendersi un caffè prima della sua lunga prima giornata da sindaca neoletta. Eseguito il rito del caffè, eccola puntuale per la proclamazione. Una formalità di pochi secondi e l'avvocato Elena Pavana è il nuovo sindaco di Bassano. Sindaco e non sindaca perché sottolinea il ruolo e il non politically correct del finale di genere. Baci e abbracci, qualche veneto struccon e poi 4 passi verso il comune. In effetti la camminata dal luogo della proclamazione al municipio non è così semplice, il nuovo sindaco viene fermato ogni 5 metri, ma è normale, adesso c'è il periodo della luna di miele con gli elettori e soprattutto della grande attesa del cambiamento per cui è stata votata. Dottore. La Pavan sale le scale con una scorta di eccezione i suoi 2 gemelli. È il momento di prepararsi ad indossare la fascia tricolore e la soddisfazione traspare tutta. Lei resta in piedi, a destra e a sinistra i bambini, a sottolineare che non si dimenticherà di fare la mamma mentre farà il sindaco. L'indirizzo di saluto informale è ben poco politico nei toni, ma soprattutto nell'approccio verbale, nei gesti. Il primo passo, dice, è tornare a dialogare. Dialogare con i quartieri, i comuni, le categorie, le persone. Vogliamo dare risposte, vogliamo aiutare i cittadini e le imprese a lavorare bene ogni giorno, a stare bene. Colpisce in particolare la missione di aver sentito il peso della campagna elettorale affrontata giorno per giorno con più forza. Una crescita sia mia personale, di giorno in giorno, nell'affrontare questo ottovolante, questi tornadi. E infine il ricordo dei 2 mesi che aveva affrontato in ospedale in attesa dei suoi gemelli con una sensazione di tranquillità nonostante le avversità, sensazione riprovata durante la campagna elettorale. Ero tranquilla e infatti dopo tutto è andato bene. E anche per queste elezioni io ho avuto questo stesso tipo di tranquillità. Mi sentivo, non so, c'era un'energia positiva e sentivo che sarebbe andata bene. Dal balcone di Piazza della Libertà il sindaco si è affacciato, c'è ancora la sua fascia tricolore per salutare ed è la prima sindaco donna, la prima sindaca della Lega nella città di Bassano. L'ufficio del sindaco è pronto, a questo punto non resta che occuparlo e fare la foto di rito, balcone compreso, un ufficio che la tradizione bassanese vuole elegantissimo e nel contempo sobrio. Ora c'è da riempirlo di dossier da studiare, di penne con cui firmare, di sedie per ospiti con 1000 richieste, di grande pazienza e del sesto senso dei sindaci, quello che ti evita 1000 trabocchetti dalle opposizioni e anche spesso dalla maggioranza.